Eder. Mech. Pallister. Ecco, il motto di oggi merita, perché spero di vivere fino ad allora. Col tempo la ragione verrà data a chi ce l'ha. Almeno spero di riuscire, ripeto, a vivere fino ad allora. Sono convinto che tutti noi abbiamo qualche parte di ragione, qualche parte di torto, ma io rimango convinto che Rita ha più ragione che torto e spero di non sbagliarmi, punto, tutto là. Ciao Correder, ciao Bondi. Guarda, il motto di oggi è proprio il nostro, di tutti noi veramente. L'unica cosa che spero di non andarmene prima da questo sozzo mondo, perché sempre più sozzo sta diventando, prima che non emerga la verità. È l'unica cosa che noi vogliamo, sebbene la possiamo immaginare. La cosa che mi fa un poco specie è che assieme a voi meritevoli veramente 4-5 persone che hanno fatto più della polizia di tutta Trieste messa assieme, perché la procura non ha fatto niente, ha sposato un suicidio inesistente perché le faceva comodo, ha finito così. Dopo 1 anno e mezzo di lavoro ci volevano propinare un suicidio inesistente per Ignavia. Questa è inettitudine di Ignavia, secondo me. Il problema che mi fa specie è che qualcuno ha persino il coraggio di criticarvi. Se non era per voi, questo caso probabilmente era già chiuso, sepolto, finito, eccetera. Siete voi e pochi, veramente pochi, forse rimanete tutti sulle dita di una mano, quelli che seriamente hanno lavorato da più di 2 anni ormai perché questo caso non venisse chiuso e soprattutto alla ricerca della vera verità. E c'è qualcuno che perfino si permette di denigrare, meglio che non dico più di tanto, perché sennò veramente mi scapperebbe di mano quello che voglio dire. Ecco. Ancora grazie, ciao a tutti, buon lavoro, veramente buon lavoro con il cuore. E ci sentiamo quanto prima. Di nuovo ciao. E Claudio Serpini è sicuramente una persona straordinaria che non si è fermata e non si fermerà davanti a niente. So che è pronto addirittura per un gesto incredibile se non si arriverà da nessuna parte. Prima che uscisse fuori il discorso che Sebastiano pedinava Liliana, avevo posto la stessa domanda io a Claudio. Esistono delle foto che ti vedono insieme a Liliana. Non è che Sebastiano le abbia scattate a tua insaputa o ne sai qualcosa? Voglio sperare di no. Comunque l'ho già detto più volte che l'unica foto reliquia che ho assieme a Liliana è quella che Sebastiano ci ha fatto in Piazza Unità. Forse era il 3 novembre 2018, in occasione del centenario dello sbarco dei bersaglieri a Trieste. Ma non è che per caso qualcuno vi seguiva? Non credo. Almeno in quella occasione. La piazza era gremita e di foto simili ne avrò fatte una decina con altrettante donne perfette sconosciute e loro 2 erano là insieme. Sì, più che in quell'occasione io penso magari al martedì quando Liliana veniva da te che lui possa averti seguito e aver scattato delle foto come prova magari in vista di una separazione. O per esempio il caro Fulvio che sempre era molto attento ai passaggi di lei. Questo non si può escludere. Covalero nel caso lo escluderei, ma lei sì che potrebbe essere stata seguita, soprattutto negli ultimi mesi. Ma se la polizia tutto ben venga, sarebbe ora, anche se tardissimo, che si indaghi seriamente sul caso, cosa che lasciamo stare. Ma se queste foto fossero state negli hard disk, Pino non avrebbe dovuto vederle? Se sì, non dovrebbero avere grossa importanza. Non ce ne ha mai parlato e nel frattempo ci siamo visti tutti in diverse occasioni. Ergo importanza. Sebastiano ha sempre affermato di non amare i casinò, però l'altro giorno è stato beccato in Slovenia che giocava da solo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.